Rieccoci, l'ultima parte del primo Inter Pares, l'appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, diretta, pagina Facebook. Ospite abbiamo Paolo Ferraresso, che è presidente del consorzio di bonifica del Bacchiglione. Cosa vuol dire essere presidente responsabile di tutto? Non ho neanche chiesto all'inizio. No, ci vuole un po' di forza, un po' di voglia per andare avanti in consorzio. Ma quante persone lavorano in questo consorzio? 100 persone, 100 dipendenti ci sono. Dipendenti fissi, quindi? Dipendenti fissi, ce ne sono 60 in campagna e 40 alla progettazione e alla manutenzione in ufficio. Ecco, quindi ci sono sempre degli studi, mi diceva prima che ci sono dei studi con l'università per cercare ovviamente... Beh, pensiamo proprio sui laghetti, stiamo studiando, stiamo mettendo in campo con l'università degli studi per vedere come evitare che ci sia l'evaporazione dei laghetti, quindi parlano già di mettere, non so, del polisterolo, dei pannelli flottanti in cima all'acqua che forniscono anche energia. Cioè stiamo mettendo a punto delle soluzioni per riuscire ad avere l'acqua e anche magari a produrre un po' di energia. Che poi l'acqua è anche una fonte per energia elettrica, esatto, insomma, quindi esatto. In Alto Adige sono molto organizzati rispetto a noi, no? Ma sono anche alti. E noi siamo molto bassi come Bacchiglione. Per questo motivo, sì. Sembra una banalità, però è per questo motivo insomma, certo. Ci vuole un salto importante per poter fare energia. Noi non ne abbiamo come consorzio da nessuna parte salti importanti per farla. Sicuramente. Mentre non so, il consorzio Brenta ne ha, quelli sopra di noi, anche la PV ha dei punti in cui riesce a fare energia. Altrimenti poi diventa un dramma anche sotto questo punto di vista, perché certo. se non c'è. Senta, lei oggi è presidente, la situazione è questa, adesso andiamo nel fatto reale, è questa, lei è presidente e deve fare qualcosa. Lei ha detto ok, bisogna fare i laghetti, bisogna avere soldi, però non ci sono nei laghetti e tanto meno i soldi in questo momento e non piove, e quindi la soluzione quale sarà? Bellissima domanda. Allora noi con l'acqua che abbiamo incominceremo a gestirla in un altro modo, incominceremo a dare ai canali, non so, il 20%, il 30%, incominceremo a fare l'irrigazione differenziata, magari da un lato di un canale 2 giorni, dall'altro lato altri 2 giorni, e se finisce non possiamo farci proprio niente perché non l'abbiamo. Ma ecco, questo sistema vuol dire che anche diventa, se noi riusciamo a fare come dice lei, a razionalizzare l'acqua, succede che prima ne è stata data in abbondanza come quasi uno sperpero, definiamola così, no? O no? No, ma è vero, è vero. Quando ce n'è tanta, i problemi non ce ne sono. E adesso che ci sono i problemi, bisogna imparare, che nessuno contadino ha mai imparato a razionare l'acqua. Perché? Perché attaccavano un rotolone, acqua dappertutto. Adesso bisogna arrivare all'irrigazione a goccia. Cioè, il futuro è questo, cioè, l'agricoltura deve avere l'irrigazione mirata, goccia a goccia, pianta per pianta, o altri sistemi di vaporizzazione, o sistemi di irrigazione innovativi che stanno studiando anche al lab, quella che guardano con il drone la quantità di umidità del terreno e decidono dove irrigare. Questo è il futuro per l'agricoltura. Sicuramente sì, perché poi succede. Ma senta, il dare meno acqua nei canali, come stava dicendo lei prima, influisce anche sulla vita del canale, dai pesci? Certamente. Ma purtroppo dobbiamo arrivare che se non ce n'è acqua dobbiamo fare delle scelte. La scelta di Padova, l'estate scorsa Padova è rimasta senza acqua e non c'era niente da fare perché il canale Bacchiglione non ne aveva, il Leb non ne aveva a sufficienza e dal Brentella non scendeva niente e Padova è andata in sofferenza totale. Ma non se ne è accorto nessuno? No, se ne sono accorti tutti. No, il cittadino padovano. È stato un mese e mezzo veramente difficile là. Adesso stiamo cercando, abbiamo un tavolo permanente con... Ma soprattutto per gli agricoltori? No, io parlo per la città di Padova. Però non è arrivata l'allarme usate meno acqua o una delibera? No, è arrivato, c'era tutto, c'era l'ordinanza, 2 ordinanze. C'è ancora l'ordinanza in vigore del sindaco di Padova su Padova, quindi non ho adoperate le fontane, non ho fatto niente perché l'acqua... Sì, ma parlo sotto l'aspetto, io parlavo della famiglia in casa, insomma, ovviamente... No, ma il potabile per fortuna riusciamo anche ad averlo ancora. Intendevo sotto quell'aspetto lì. Il potabile va gestito anche quello, ma l'altra acqua, quella non potabile, è davvero stato un problema l'anno scorso.
e noi stiamo lavorando con un tavolo tecnico cercando di avere tutti quegli accorgimenti necessari perché Padova abbia un po' d'acqua, perché dopo l'acqua che arriva a Padova non è che se la tiene Padova, se ne esce fuori, viene rimessa nei canali e viene portata in giro per l'agricoltura. Ecco, senta, ma questo problema c'è solo a Padova o anche altre città del Veneto? Beh, Padova in modo particolare l'anno scorso ha evidenziato questo problema, anche Treviso ce l'ha, però l'anno scorso non ha avuto la sofferenza di Padova. Ecco, e Rovigo, per esempio, dico... Non ha avuto la sofferenza di Padova. Ah, proprio l'unica città che ha sofferenza è Padova. Perché noi abbiamo questo livello del Bacchiglione che va giù in fretta e non riesce più a portare dentro acqua a Padova. E non avendo affluenti, non avendo l'acqua dell'Ebbe e non avendo l'acqua del Brenta, rimane lì. E diventa un dramma ovviamente, quindi non c'è più acqua. E secondo lei quei ragionamenti, quello studio che state facendo e quei finanziamenti che dovrebbero arrivare iniziando da questi laghetti all'interno dell'idrovia saranno sufficienti per quantomeno sistemare un po' la faccenda, oppure la cosa, se non piove, sarà comunque preoccupante? No, la cosa è preoccupante, bisogna ripensare veramente il futuro anche dell'agricoltura, anche delle semine, anche del tipo di prodotti da andare a piantare se il clima è così. Diventa proprio un dramma totale. Dobbiamo cambiare completamente. Insomma, sono segnali che non possiamo trascurare. E non c'è la possibilità che magari con la danza della pioggia... Sì, magari potrà succedere un anno che pioverà, che avremo tanta di quell'acqua che non sapremo più dove metterla. Però l'andamento è questo, se guardiamo la temperatura o se guardiamo che inverno abbiamo avuto anche quest'anno, capiamo che non abbiamo risorse da nessuna parte di acqua. Sì, la neve non c'è, la pioggia non c'è, diventa un dramma. Vabbè, speriamo, io dico sempre speriamo, però qui bisogna guardare seriamente il futuro. No, ma bisogna programmare. Di programmare, di organizzare, come abbiamo detto in trasmissione, tutte quelle cose che servono per avere l'acqua, anche se non c'è l'acqua, sembra un gioco di parole, ma così è. Ecco, in quel testo ci sono 13 progetti per 136 milioni di euro. Preparati per affrontare i temi. E questi qui devono essere approvati o sono già stati approvati? Questi sono stati approvati dal Consorzio, dal CDA, sono a posto, dobbiamo trovare i finanziamenti. E stiamo cercando dappertutto, ma arriveremo un po' di finanziamenti. Lei pensi che, leggevo con l'ospite che ho avuto prima, proprio ho fatto presente che nel PNRR l'Europa aveva dato 200 miliardi di euro. Bene, 100 non siamo sicuri di spendere, gli altri 100 forse non li riceveremo perché non sono stati fatti i progetti come avrebbero dovuto essere fatti. Vedremo se l'Europa ci dà un po' Con noi non ci siamo dentro qua. Sul PNRR, su questi interventi qua non siamo dentro. E come mai non siete dentro? Chi è che lo sa? Chi ha pensato al PNRR e ai grandi obiettivi non l'ha messo dentro. Ed è grave questa cosa qui. Per noi sì. No, è grave per la popolazione, certo. Per il popolo, non per voi. No, per noi come territorio. Tutti, ecco. I geni che l'hanno creato questo ovviamente... Tantissime cose all'avanguardia sicuramente. Ma quella che è la basilare ce ne siamo dimenticati. Qua c'è lavoro, c'è futuro, ma c'è anche lavoro di impresa, c'è lavoro... Ma poi c'è l'acqua. E poi c'è futuro qua, perché sicuramente quando abbiamo... E nessuno ha pensato di rimettiamo un po' di soldi anche qui. Adesso vediamo se riescono a spostarli, perché penso siano abbastanza blindati. Però qualcuno non verrà accettato, magari c'è qualcuno di questi... Però devono creare un capitolo ad hoc per queste robe qua, che non c'è. Ma c'è qualcuno che sta studiando questa ipotesi? Io spero perché di se sì. parliamo io e lei, lei può risolverlo, io no. No, anch'io posso se non ho i fondi. Oppure possiamo risolverlo entrambi parlandone? Certo, ma io sono qua apposta, proprio perché io credo che se ci fossero i finanziamenti dimostreremo ancora una volta la forza dei consorzi di bonifica. Almeno i nostri consorzi di bonifica hanno una forza che è veramente tenace, una forza di quelle che se si mettono in testa di fare la cosa la fanno nei tempi giusti. Vabbè, speriamo sia così. Vabbè, siamo arrivati in chiusura, davvero grazie Paolo Ferraresso, speriamo che quello che abbiamo detto questa sera e chi dovrebbe ovviamente mettere una parola in più per poter eseguire quei progetti gli dia una mano per fare più in fretta possibile, soprattutto che arrivino i finanziamenti per poter fare quelle opere che servono per vivere e per far vivere tutta la nostra regione, ma anche tutta l'Italia sotto altre regioni, perché le problematiche le avranno anche loro, tranne al sud questo problema non c'è. Sta piovendo tanto, hanno gli invasi pieni. È cambiato il mondo. Mi dicevano che il maggior produttore di riso quest'anno è stata la Sardegna. Roba da matti. E hanno l'acqua immagazzinata
per 2 anni che se non piovesse più. Una volta le alluvioni arrivavano al nord, oggi arrivano al sud, in centro e nelle isole. Però là si sono infrastrutturati, hanno le dighe e riescono a trattenere l'acqua. A far tutto per non avere la mancanza d'acqua. Grazie Paolo Ferraresso. Grazie a voi. Io invece do appuntamento a mercoledì prossimo con un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte.